Dopo che i casi di gastroenterite virale dovuta al nuovo virus contenuto in un'alga aumentano sempre più non solo in Europa ma anche nel Trevigiano, adesso tocca proprio a Bassano del Grappa registrare il caso di una donna che ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari dopo aver mangiato sushi in un noto locale in città. Si tratta sempre della stessa partita delle pregiate alghe orientali, molto apprezzate per le loro qualità benefiche, ma che sono state allevate probabilmente in acqua inquinata, almeno questa è l'ipotesi più credibile. Sta di fatto che la bassanese giovedì scorso era andata a mangiare in un ristorante della zona verso le 20 e fin qui tutto bene. È stata soltanto la sera successiva che dopo vomito, diarrea, crampi addominali e spossatezza si è rivolta ai sanitari che hanno riscontrato così proprio il norovirus. I primi casi si erano registrati nel Trevigiano a cavallo di Ferragosto dopo il consumo in casa del sushi acquistato in un supermercato ed erano aumentati fino ad arrivare a 15 casi, 16 con questo di Bassano. Attenzione quindi a non mangiare sushi in questo periodo, poiché la partita delle alghe incriminate è stata distribuita un po' ovunque.